Dopo Brogliano torna l'incubo rapina in villa nel Vicentino. La notte scorsa ladri in azione a Sossano, anziano immobilizzato, poi interviene il figlio che ha una colluttazione con i movimenti e li mette in fuga. Sicurezza sul lavoro, ieri il tavolo tecnico con il governatore Zaia, oggi sindacati e metalmeccanici in consiglio regionale, una delegazione ha incontrato gli assessori Donazzano e Coletto. Grave incidente sul lavoro a Battaglia Terme, un operaio di 22 anni sarebbe scivolato infilzandosi al petto con un perno metallico e ricoverato in terapia intensiva. In attesa che il Presidente della Repubblica Mattarella affidi l'incarico per formare il nuovo governo, è partito il toto ministri da Bitonci a Fontani, veneti che potrebbero far parte dell'esecutivo. O mi sposi o mi paghi è il ricatto di un mediatore culturale del Lab di Conetta nei confronti dell'ex fidanzata padovana, altrimenti avrebbe diffuso suoi video hot, l'uomo è accusato di estorsione. In vista dell'avvio della stagione turistica, partita la campagna di sensibilizzazione nei confronti dei turisti sul pericolo dei tuffi dai pontili, iniziativa per evitare le tragedie dell'anno scorso. Tutto pronto a Vittorio Veneto per il raduno nazionale dei Fanti dal 23 al 27 maggio, un ricco calendario di eventi tra festa e memoria. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, edizione che si apre con la cronaca e con un'altra rapina in villa nel Vicentino. Torna dunque l'incubo degli assalti in casa, 2 casi tra sabato mattina e la notte appena trascorsa. Alle 2 di questa notte il colpo nell'abitazione di un 76enne a Sossano. Sentiamo quanto accaduto nel nostro servizio d'apertura. Ancora una rapina in villa nel Vicentino, dopo il blitz di un vero e proprio comando sabato mattina nell'abitazione di un imprenditore di Brogliano. Nella notte 3 individui travisati si sono introdotti nella casa di un 76enne di Sossano, Orfeo Pietrograndis, immobilizzando la vittima e iniziando a cercare oggetti di valore. Anche in questo caso, come a Brogliano, in casa c'era anche un nipote. Il ragazzino ha chiamato il padre, che abita poco distante, che è corso a casa del 76enne ingaggiando una colluttazione con i malviventi e mettendoli in fuga. La banda, scappata a mani vuote, si è dileguata tra i campi. La tentata rapina è avvenuta alle 2 del mattino. Sul posto sono arrivate in pochi minuti 2 pattuglie dei carabinieri. Il 76enne con lievi ferite è stato medicato in ospedale. E nel Vicentino torna l'incubo rapine. Sabato i 5 probabilmente stranieri che hanno fatto irruzione in casa di Roberto Marchetto, imprenditore in pensione, e della moglie Maria Pianezzola, non si sono fatti scrupolo della presenza del nipotino di appena 11 mesi. E questo è ovvio che aggrava ancora di più quello che è successo. Non abbiamo più quel senso di sicurezza che purtroppo ci dovrebbe essere garantito da uno Stato. Nonni e nipotino sono rimasti sotto scacco per ore con la coppia legata. Le grida a mezzogiorno hanno attirato l'attenzione di un ciclista che ha dato l'allarme, un episodio che ha creato sconcerto e inquietudine in un piccolo centro come questo. Purtroppo siamo in un paese che si chiama Italia e succedono un po' dappertutto. È ovvio che l'isola felice ormai non c'è più da nessuna parte. E adesso torniamo a parlare della questione sicurezza sul lavoro. Ieri il tavolo tecnico con il governatore Zaia, oggi invece manifestazioni in Consiglio regionale dei sindacati e dei metalmeccanici. Una delegazione è stata ricevuta dagli assessori Donazzano e Coletto. E allora sentiamo cosa è accaduto, come è andata appunto questa mattinata in collegamento con Tiziana Bolognani. Buongiorno. Sì, buongiorno, è la giornata della manifestazione regionale dei lavoratori metalmeccanici del Veneto. A Venezia l'incontro di una delegazione di FIM, FIOM e WILM del Veneto è stata ricevuta dagli assessori al lavoro, Donazzano alla salute e Coletto sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle immagini che state vedendo i delegati sindacali delle aziende venete sono circa 500 le persone che hanno aderito a questa manifestazione. Assieme a loro ci sono i responsabili alla sicurezza, hanno sfilato per le calle di Venezia in direzione Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale del Veneto. L'iniziativa di oggi fa seguito all'apertura del tavolo istituzionale e allo sciopero sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Insomma, è inutile ricordare l'ultimo gravissimo incidente accaduto alle acciaierie Venezia. Alla Regione sono state presentate
le richieste dei lavoratori che sulla sicurezza esigono evidentemente risposte e interventi concreti. L'impegno è massimo a tutti i livelli, dal rafforzamento degli organici degli SPISAL agli investimenti nelle aziende proprio sulla sicurezza, alla formazione. Da Venezia per il momento è tutto, tutti gli aggiornamenti questa sera nelle edizioni del nostro telegiornale. Vi restituisco la linea a voi. Grazie e buon lavoro a Tiziana Bolognani. Come detto, ieri c'è stato l'incontro a Palazzo Balbi, gli annunciati stati generali per la sicurezza sul lavoro. Allora sentiamo che cosa è emerso. Nascerà la prossima settimana il piano strategico per la sicurezza sul lavoro in Veneto. L'annuncio del governatore Luca Zaia al termine del tavolo istituzionale riunitosi in mattinata a Palazzo Balbi, che ha visto i rappresentanti di regione, enti locali, sindacati e categorie porre le basi per una serie di interventi da attuare immediatamente al fine di ridurre i morti sul lavoro nel nostro territorio dopo il grave incidente avvenuto alle acciaierie venete di Padova. Noi abbiamo un quadro legislativo tra i più avanzati d'Europa. Non ci mancano le norme, non ci mancano le leggi. Manca una cultura della prevenzione della sicurezza sicuramente da ricostruire dalle fondamenta a partire dalle scuole. Un programma capillare di formazione sia nelle aziende che nelle scuole partirà quindi nel giro di poche settimane. Operativamente entro il 30 giugno le aziende ULSS, quindi gli SPISAL, ci devono presentare quelli che sono i loro programmi di formazione rivolti alle scuole e anche quelli che sono le progettualità rivolte al sostegno dell'impresa, verso cui abbiamo deliberato a fine anno e abbiamo dato 9 milioni di euro per sostenere la formazione e progetti di miglioramento dell'impresa. Tra le richieste dei sindacati, quella di nuove assunzioni tra gli ispettori dello SPISAL, che in Veneto sono 140 contro i circa 400 di altre regioni come la Toscana. Noi vogliamo con la Regione capire qual è la volontà di ampliare l'organico degli SPISAL sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. Disponibilità a collaborare con qualsiasi iniziativa dedicata al tema è stata espressa anche da ANCI Veneto, il cui vicepresidente Angelo Tosoni ha ricordato l'impegno dei comuni contro la logica del massimo ribasso negli appalti pubblici. Il tavolo tornerà a riunirsi prima della fine del mese. La settimana prossima il Presidente ha dato il termine per raccogliere le osservazioni e le proposte di tutti i soggetti presenti, per cui molto velocemente avremo possibilità di andare a vedere se quello che noi abbiamo richiesto ha delle concretezze di realizzazione. E proprio oggi un altro incidente sul lavoro è accaduto a Battaglia Terme. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia un meccanico di 22 anni vittima di un incidente sul lavoro in un'auto-officina di Battaglia Terme. La prognosi è di 30 giorni. Il giovane sarebbe scivolato per causa in corso di accertamento infilzandosi il petto con un perno metallico. Soccorso dal personale del SUEM, è stato ricoverato per trauma penetrante toracico e trauma chiuso addominale. Siamo alla politica, in attesa della formazione del nuovo governo, in attesa che il Presidente della Repubblica Mattarella affidi l'incarico di governo. È già iniziato il toto ministri e nella squadra di governo potrebbero entrare anche diversi veneti. Il capo dello Stato Mattarella prende tempo e dopo aver incontrato ieri il leader pentastellato Di Maio e il segretario del Carroccio Salvini, per oggi ha convocato i presidenti di Camera e Senato. Dunque per l'incarico di governo a Giuseppe Conte, il premier individuato da Movimento 5 Stelle e Carroccio, bisognerà attendere forse fino a domani. Intanto è partito il toto ministri che coinvolge anche la nostra regione. Se il governatore Zaia ha ribadito ancora una volta di non avere nessuna intenzione di lasciare il Veneto per Roma, sono diversi i politici veneti che potrebbero essere pronti a fare le valigie. Per la nuova squadra di governo si fanno sempre più insistenti i nomi dei 5 Stelle D'Inca e Fraccaro e dei leghisti Fontana e Bitonci. Indiscrezioni al momento, ma tra sottosegretari e viceministri i ben informati dicono che sicuramente gli esponenti veneti non mancheranno nella capitale. La cronaca, mediatore culturale avrebbe ricattato l'ex minacciando di diffondere i loro video hot. Estorsione, questa l'accusa per un mediatore culturale dell'Hub di Cona in provincia di Venezia. Il 26enne cittadino nigeriano avrebbe intimato alla sua ex, una studentessa padovana di 24 anni, residente a Pegolotte di Cona, di sposarlo o di pagargli 10.000 euro, altrimenti avrebbe reso pubblici i video dei loro incontri privati. La ragazza non avrebbe accettato e ha presentato denuncia.
I due si erano conosciuti all'interno dell'Abdicona e ne era nata una relazione sentimentale. E torniamo alla politica, dunque Lega e Movimento 5 Stelle alleati a Roma, cosa cambia in Regione Veneto? Nulla, i due partiti continueranno su versanti opposti, è emerso chiaramente ieri nel corso della nostra trasmissione Ring, mentre Forza Italia contesta questo governo che sta per nascere. Credo che anche questa volta non abbiamo proprio un governo scelto totalmente dagli italiani, perché se fosse stato scelto totalmente dagli italiani avremmo la coalizione di centrodestra che decide chi è che deve andare a governare. Sicuramente le due forze si controlleranno l'un l'altra, finché si va nella linea del contratto il governo potrà continuare appunto senza assolutamente nessuna preoccupazione. Anch'io mi auguro che l'autonomia arrivi il prima possibile, perché così Zaia avrà una scusa in meno per dire non riesco a fare questo o quello. Prima arriva l'autonomia, meglio riusciamo. Uno ti dice, vediamo, speriamo che arrivi a casa subito, ok, la questione dell'autonomia, che questo è chiaro per tutti, ok, così il governatore se la mette via. Ma cosa dobbiamo parlare? Raffaele, ma cosa stiamo parlando? Abbiamo iniziato la puntata dicendo che in Regione Veneto non cambierà assolutamente nulla, non state governando il paese. I 5 Stelle staranno comunque al loro posto e voteranno quello che vogliono votare. Questo, in Regione vi Veneto... mettete d'accordo cosa devono votare? No, noi non ci mettiamo d'accordo, noi abbiamo la nostra maggioranza, dopo i 5 Stelle voteranno quello che vorranno in aula, come faranno in Parlamento. Io dico solo una cosa, c'è un governo che sta partendo, deve ancora iniziare e già stanno guardando lo spread, che tra l'altro lo spread è allo stesso livello di gennaio con Gentiloni e nessuno lo dice, stanno tirando fuori che è aumentato il prezzo della benzina per colpa di un governo che deve ancora partire, quando abbiamo il Medio Oriente in fiamme con guerra dappertutto e il prezzo della benzina aumenta perché forse si farà un governo a Lega 5 Stelle. Io sto vedendo che si stanno muovendo tutte le testate giornalistiche, tutti i telegiornali, tutto quanto per fare iniziare il battage, la borsa crolla, è un film che abbiamo già visto. Ed ora il crack delle popolari venete, resta sotto sequestro il patrimonio dell'ex AD di Veneto Banca, Vincenzo Consoli. La villa di Campomarzo a Vicenza, i conti correnti ed un vasto patrimonio di Vincenzo Consoli e della moglie restano sotto sequestro. Lo ha deciso il Tribunale del riesame respingendo l'istanza di annullamento presentata dai legali dell'ex AD di Veneto Banca. Primo atto di uno scontro giudiziario che si preannuncia lungo e durissimo. Il Tribunale di Treviso sta intanto organizzando l'udienza preliminare, raccogliendo l'enorme mole di documentazione. Sabato scorso una delegazione di magistrati trevigiani si è recata a Vicenza per assistere all'udienza nella quale la Procura Berica ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente della Popolare di Vicenza Gianni Zonin ed altri 6 vertici dell'istituto. Un lavoro enorme quello che il Tribunale di Treviso sta affrontando dopo che il maxi processo alla Banca Popolare è stato trasferito da Roma al capoluogo della Marca, anche solo dal punto di vista logistico, con la verifica dell'adeguatezza degli spazi del Palazzo di Giustizia di Via Verdi. Se infatti non venissero giudicati adeguati, le udienze potrebbero traslocare in aula bunker a Mestre. Torniamo adesso a parlare della quarantenne di Mogliano Veneto che ha gettato la figlia di appena 2 anni dal terrazzo di casa. Ora la donna è stata ricoverata nel reparto di neuropsichiatria. Si trova ricoverata nel reparto di neuropsichiatria dell'ospedale di Treviso la quarantenne che ha gettato la figlia di appena 2 anni dal terrazzo. Una tragedia sfiorata, la piccola fortunatamente è caduta sull'erba attutendo il colpo. Ricoverata al Cafoncello si sta riprendendo ed è fuori pericolo. La donna invece, dopo essere stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la casa del padre, ora è stata ricoverata. È stato proprio il Dipartimento di Salute Mentale a presentare una richiesta d'urgenza dopo le ultime valutazioni. La svolta è arrivata dopo gli esiti delle visite a cui la mamma è stata sottoposta la settimana scorsa. Una situazione critica è stata definita in quanto aveva iniziato a rendersi conto di ciò che aveva fatto. Il legale della quarantenne ha così chiesto ed ottenuto dal GIP Gianluigi Zulian la modifica cautelare. Intanto sono al vaglio le cure a cui la mamma è stata sottoposta prima del 13 maggio, prima di quel drammatico gesto.
Vicenda FAS, nuovi filtri all'Onigo per garantire l'acqua potabile a tutti. Nel frattempo la Regione allarga la zona rossa. Oggi possiamo dire senza dubbio che l'acqua è un'acqua controllata, verificata e assolutamente buona. 1.800.000 euro per il potenziamento della centrale di Lonigo, che già dallo scorso autunno garantisce acqua FAS 0. Con i nuovi filtri, metà sono finanziati dalla Regione, il sistema che prima era sottodimensionato ora è all'altezza della rete idrica. Un sistema di filtri nel cuore della zona rossa che restituisce un po' di serenità agli abitanti che per decenni hanno bevuto acqua inquinata. È stato attivato anche questo secondo impianto che è costato 1,8 milioni, la Regione ha contribuito per più del 50% dell'opera, in pochissimi mesi è stato realizzato e quindi questo consente a questo impianto, che ripeto da ottobre garantiva l'acqua a FAS 0, di essere molto più gestibile anche sulla sostituzione dei filtri, che comunque rimane necessaria. L'aggiornamento dell'impianto, già portato a termine a Lonigo, ben presto riguarderà anche gli altri del Veneto. Noi ci siamo costituiti immediatamente parte offesa come collettività, come Regione Veneto, abbiamo chiesto anche ai comuni di farlo perché riteniamo che non sia corretto che, se vengono individuate delle responsabilità, scappi qualcosa a chi ha inquinato. Chi ha inquinato per norma deve pagare e quindi noi stiamo continuando la lista di tutti i costi che stiamo sostenendo. Nel frattempo, con la delibera approvata in giunta su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, è stata ridisegnata e ampliata la zona rossa e quelle contermini, con la conseguente estensione dello screening tra i minorenni. Per quanto riguarda le bollette, diciamo che questi soldi sono stati messi in parte da noi, in parte da Acque Veronesi, poi ci sarà la gestione, qualche centesimo all'anno. Credo che la salute venga prima di qualsiasi altra cosa, e tenga presente una cosa, che oggi qui abbiamo un sistema di filtraggio che nelle altre parti del Veneto per ora non c'è, ma che io ho chiesto a tutti i gestori di installare a scopo precauzionale e preventivo. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, inaugurata a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, la centrale idroelettrica realizzata all'imboccatura del canale della Vittoria. Un'opera che sfrutta il flusso minimo vitale per il Piave, che ha dato modo al presidente Romano anche di replicare alla polemica innescata nei giorni scorsi dagli ambientalisti. Quando le dimissioni di questi signori, di questo signore in modo particolare, che oltre a crearsi e a darsi un po' di lustro sui giornali nulla ha fatto per la Piave? Risponde così il presidente Romano alle accuse di incompetenza lanciate nei giorni scorsi da alcune associazioni ambientaliste trevigiane. Oggetto del contrasto il minimo flusso vitale per il Piave, le prove effettuate in questi mesi dai tecnici del consorzio, definite inutili dalle associazioni che chiedono di partecipare ai rilievi. Tutto questo nel giorno dell'inaugurazione della centrale elettrica di Nervesa, realizzata in 3 anni con un investimento complessivo di 7 milioni di euro. Tempi non tanto tecnici quanto burocratici, affrontati dai 3 consigli di amministrazione dell'ex consorzio Brentella. È stato il pre che ci ha fatto impazzire, però poi alla fine i risultati sono arrivati. L'importante è il risultato. Che vuol dire 420 kWh per una produzione di 3.400 kW all'anno. Tradotto al netto delle tasse saranno 400.000 euro che verranno riversate in opere per la collettività. Che andranno reinvestiti in sicurezza idraulica e a tutti a favore di questo territorio. Ecco, questo è il consorzio di bonifica. Che potrebbero essere opere per trasformare le cave dismesse in bacini di laminazione, seguendo una legge regionale in via di approvazione. Riutilizzo delle cave, e la provincia di Treviso, in destra Piave, ne ha tantissime. Riutilizzo di queste cave per poterle adoperare, innanzitutto quando piove molto per poter buttarci dentro l'acqua, per poi riutilizzarla d'estate. E dopo l'inaugurazione dell'abbazia di Sant'Eustachio, un'altra opera importante per la comunità di Nervesa. Per il comune di Nervesa c'è un'altra sala a disposizione. C'è un'altra sala a disposizione di 60 posti, abbiamo stipulato una convenzione con il Consorzio Piave, che ringrazio, e sarà a disposizione di tutte le associazioni una sala panoramica che permetterà di vedere Montello e Piave.
Prima, una settimana fa, l'abbazia di Santo Stacchio, adesso questa nuova centrale Nervesa sta cambiando volto. Beh, abbiamo lavorato molto in questi anni, Nervesa sta cambiando volto e mi auguro che ci potranno essere ancora delle sorprese più avanti. Dopo l'episodio, lo ricorderete, della nave da crociera in avaria al canale della Giudecca a Venezia la scorsa settimana, si riaccende il dibattito sul tema di una via alternativa per le crociere, ma il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, invita ad evitare strumentalizzazioni. Sul fatto che le navi non devono più passare dalla Giudecca, commento che hanno ragione quelli che dicono che non devono più passare dalla Giudecca, quelle grandi. Lo diciamo, io lo dico da 8 anni. Io, a differenza di altri che invece vanno con le bandiere di giorno, manifestazioni per farsi le fotografie, ho anche proposto una via per cui passare. Il solo modo per togliere rapidamente le grandi navi dal canale della Giudecca è seguire il percorso indicato dal Comitatone lo scorso novembre. Ne è convinto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che avverte qualunque altra soluzione avrebbe tempi insostenibili. Quella via è la via del canale di Petroli e poi del Vittorio Emanuele. Da sindaco ho collaborato con tutti, col governo, con le istituzioni, tutti. Siamo arrivati al Comitatone, l'abbiamo messa sul Comitatone, è stata scritta e verbalizzata. Facessero i progetti, io faccio il sindaco, ci sono le autorità marittime, le autorità portuali, il governo. La recente avaria della Marella Discovery, ricorda il sindaco, è stata gestita in totale sicurezza. Questo dimostra che il sistema funziona e che non c'è nessun pericolo. Chi vuole strumentalizzare singoli episodi, insomma, francamente può fare notizia, farà notizia, ma non c'è nulla di strano, cioè ci sta che le cose che si fanno abbiano anche dei guasti, insomma nel caso della nave non c'è stato nessun pericolo. La cosa più interessante sarà se invece di fare proteste, insomma, chi è depositario proponga le soluzioni e i progetti adesso. La strada è segnata, l'abbiamo detta, c'è la possibilità di risolvere. Andiamo a Jesolo, dove alla vigilia dell'avvio della stagione estiva parte una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai turisti per informarli su quelli che sono i pericoli dei tuffi dai pontili. Ci spiega tutto in collegamento Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Jesolo, si torna a parlare di tuffi dai pontili. Con la stagione che di fatto è iniziata in questi giorni e con le prime festività, il Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti, in particolare ai turisti, proprio per evitare che si ripetano i drammi dovuti appunto dai tuffi dai pontili che si sono verificati negli anni precedenti. Tuffi vietati dunque per il fondale troppo basso contro cui vanno a toccare le persone che decidono di lanciarsi, mettendo a rischio la spina dorsale, quindi andando incontro al pericolo di restare paralizzati nel migliore dei casi, perché qualcuno in realtà da lì poi non esce nemmeno più. Il Consorzio Jesolo Venice dunque ha messo a disposizione tutti gli strumenti di comunicazione di cui dispone la città e che permetteranno di raggiungere tutta la popolazione turistica, dunque messaggi tradotti in lingua che saranno divulgati lungo l'Arenile attraverso la filodiffusione e quindi attraverso la Jesolo Daily News, il quotidiano che arriva ad ogni turista degli alberghi, e ancora Radio Jesolo Web, il profilo Facebook jesolo.it e anche il portale della città. Fin da subito mettiamo a disposizione la nostra struttura per dare questa tipologia di informazioni, ha spiegato il presidente di Jesolo Venice Pasqualinotto, lanciando un messaggio che spieghi la bellezza dei pontili come caratteristica di Jesolo, ma anche il rischio che si può correre se ci si tuffa da lì. La sicurezza, conclude, dei nostri ospiti è tra i nostri obiettivi prioritari. Vedremo dunque se questa campagna iniziata proprio per tempo servirà quest'anno ad evitare che si verifichino incidenti come nelle scorse stagioni. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro. E parte domani il raduno nazionale dei fanti in scena a Vittorio Veneto. Ripercorreranno la linea del fronte da Cimagrappa al Piave a Nervesa fino a Vittorio Veneto, simboleggiando il viaggio delle migliaia di giovani caduti verso quel traguardo che rappresentava anche la fine della guerra. Sono i fanti impegnati nel pellegrinaggio sulle orme degli eroi che darà inizio alle manifestazioni del 34esimo raduno nazionale dei fanti, un raduno altamente simbolico e commemorativo, quello di Vittorio Veneto, nel centenario della fine della Grande Guerra, all'insegna della memoria dei tanti ragazzi che in questa terra hanno perso la vita. Questo gruppo chiamerà a raccolta tutti i caduti
e dirà loro: venite con noi, venite a Vittorio Veneto, perché non siete giunti da vivi, noi vi accompagneremo da caduti. Sembra quasi di sentire gli scarponi di questi nostri caduti che seguono questo gruppo e si porteranno con questo gruppo a Vittorio Veneto, pronti a sfilare dietro le proprie brigate. E degli oltre 529.000 caduti censiti nella Grande Guerra, ben 359.000 era costituito da fanti, che pagarono quindi il tributo più pesante in termini di vite spezzate. La fanteria, carne da macello, il 68% dei caduti, quindi un altissimo tributo di sangue. È giusto ricordarlo perché sembra a volte che questo dato sia dimenticato. Invece dobbiamo dare onore a questi giovani che, volenti o nolenti, sono caduti per noi. La memoria di quei caduti sfilerà domenica a Vittorio Veneto dietro gli striscioni delle 116 brigate che accolgono fanti da ogni parte d'Italia, dalla Sicilia al Veneto, dal Piemonte al Friuli. Marceranno fianco a fianco, così come fianco a fianco combatterono nelle trincee 100 anni fa. Non ci saranno striscioni che indicheranno la provenienza, la provincia, la sezione, no, assolutamente no. Sono fianco a fianco che procederanno senza alcuna distinzione, proprio per questo, quasi a significare quanto è avvenuto 100 anni fa nelle trincee. Siamo in chiusura, subito dopo di noi ore 13, tema della puntata: Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia o dallo Stato. In studio Luciano Tirindelli e Giuseppe San Marco, rispettivamente autista e caposcorta di Giovanni Falcone. Questa sera invece torna puntuale 20:10, le amministrative di Treviso in primo piano con la candidata sindaco di Treviso Unica Tu, Maristella Caldato. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo perturbato sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 22 maggio. Sul Veneto sarà molto instabile. Sin dal mattino cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' su tutti i settori e localmente anche di moderata intensità. Migliorerà entro la nottata con fenomeni in via di cessazione. Temperature in calo con minime tra 13 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 17 e 20 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, molto instabile fin dalla prima parte della giornata ma con qualche schiarita in più. Col passare delle ore fenomeni temporaleschi un po' ovunque, anche di forte intensità. Anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Temperature in diminuzione con minime tra 14 e 16 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 21 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige. Al mattino rovesci sui settori meridionali della regione, qualche schiarita in più su quelli alpini di confine. Dal pomeriggio temporali anche forti, possibili un po' ovunque sul territorio regionale. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.